Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Calci e pugni a Modica contro un medico del pronto soccorso che aveva denunciato irregolarità nell'accesso all'ambulatorio di cardiologia. A Messina la richiesta di pizzo arriva alla Cosedil in videochiamata dal carcere. Titolare della ditta è il presidente regionale di Confindustria Gaetano Vecchio, che lancia un appello agli imprenditori: teniamo la schiena dritta, l'estorsione deve essere debellata. Dopo 45 anni della strage di Ustica, la Procura di Roma chiede l'archiviazione dell'inchiesta, ma i familiari delle vittime si oppongono. Scopre il marito infedele da un video. Alla moglie aveva detto di essere impegnato in una cena di lavoro, invece era al ristorante con l'amante. L'uomo è stato ripreso nel locale catanese durante la realizzazione di uno spot finito in rete. A Catania maxi operazione della Polizia Municipale per ripulire la città da centinaia di auto abbandonate o prive di revisione ed assicurazione. Ad Agira torna la tradizione del presepe vivente, uno dei più suggestivi d'Italia. La notte di Natale va in scena per le strade del paese fino all'antica fortezza medievale. Calcio, Potenza Catania finisce 1-1, il botta e risposta nel giro di un minuto. Prestazione poco convincente degli etnei, che recriminano per un gol regolare annullato al Rolfini. Trapani fermato sull'1-1 al provinciale dal Cosenza, a Cava dei Tirreni, secondo pareggio consecutivo per il Siracusa. Bentrovati, apriamo con una nuova aggressione, questa volta avvenuta all'ospedale di Modica. Un pugno al capo e uno al costato sinistro ad un medico del pronto soccorso. Aveva fatto notare la trasgressione delle regole organizzative e di sicurezza. Veronica Barbarino. Aggredito per aver fatto notare la trasgressione delle regole organizzative e di sicurezza. Accade all'ospedale di Modica, dove un medico del pronto soccorso è stato colpito fisicamente mentre era in servizio. Il sanitario si era recato nell'ambulatorio di cardiologia per consegnare della documentazione clinica relativa a una paziente in attesa di consulenza specialistica. In quell'occasione avrebbe segnalato un comportamento irregolare da parte di una dipendente dell'ospedale non in servizio in quel momento. La collega, infatti, figlia di una paziente, aveva trasportato autonomamente la madre in barella senza autorizzazione e preteso precedenza. Secondo la ricostruzione, il medico, al richiamo del rispetto delle procedure, sarebbe stato colpito da un altro familiare con un pugno al capo e uno al torace, subendo una contusione all'emicostato sinistro con dolore e difficoltà respiratorie. Dopo l'aggressione, un'altra familiare della paziente avrebbe fornito una versione opposta dei fatti, sostenendo di essere stata lei la vittima. Una ricostruzione respinta dal medico e supportata dal cardiologo presente in ambulatorio. L'episodio è stato segnalato alla direzione sanitaria e alla direzione del pronto soccorso. Il medico ha annunciato l'intenzione di presentare querela alle autorità competenti. Due auto si sono scontrate frontalmente sulla statale Palermo-Sciacca. Dopo lo scontro, l'incendio di uno dei veicoli. Uno dei due conducenti ha riportato la frattura di entrambe le gambe. Sono rimaste ferite anche altre 3 persone. A causa dell'incidente si sono formate lunghe code con pesanti rallentamenti alla circolazione in entrambe le direzioni. L'estorsione a Messina, nei cantieri del risanamento, è arrivata con una videochiamata al capocantiere. Dall'altro lato c'erano 2 detenuti in carcere. Vittima la Cosedil del presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio, che lancia un messaggio: lo Stato c'è, denunciare è la via giusta. Francesco Triolo. L'estorsione ormai è 4.0 digitale. La videochiamata al capo di un cantiere è arrivata direttamente dalla cella di un carcere. Paga 250.000 euro, ti facciamo saltare in aria tutti i mezzi. Il cantiere è quello della Cosedil, ditta del presidente di Confindustria Sicilia Gaetano Vecchio, impegnata nell'opera di risanamento di una delle zone simbolo dello sbaraccamento di Messina, quella di Fondofucile. La denuncia ai carabinieri ha fatto scattare le indagini che hanno ricostruito il sistema di richiesta dell'estorsione attraverso un minore e una videochiamata direttamente dalla cella. Gaetano Vecchio ha trovato tanta solidarietà anche nel sindaco di Messina, Federico Basile.
Il messaggio è che lo Stato esiste e soprattutto ai miei colleghi, non solo come amministratore delegato della Cosetil, ma soprattutto come presidente di Confindustria Sicilia, devo dire che la strada è questa. Bisogna tenere la schiena dritta perché lo Stato è presente e perché l'estorsione deve essere debellata come metodo culturale, perché è un metodo basato esclusivamente sulla paura, e se non c'è paura perché le forze dell'ordine funzionano, la procura funziona, il fenomeno si elimina da solo. In un momento storico come questo, nel quale gli investimenti in città sono importanti, è corretto, è necessario, è fondamentale che facciamo la nostra parte. L'inchiesta ha portato a 3 indagati, 2 detenuti entrambi messinesi nel carcere di Palermo e Agrigento ed un terzo ai domiciliari che però si era recato nel cantiere in fase esplorativa. Al vaglio anche la posizione del minorenne che ha fatto da postino della videochiamata. La polizia di Catania, assieme agli artificieri, ha individuato 2 fratelli di 36 e 38 anni che nascondevano in un garage di Corso Indipendenza oltre 200 kg di materiale esplodente. Entrambi sono stati denunciati per detenzione illegale di sostanze esplodenti. I poliziotti specialisti hanno recuperato in sicurezza tutti gli scatoloni che sono stati poi sequestrati e destinati alla distruzione. Dopo 45 anni la strage di Ustica torna al centro dell'attualità giudiziaria. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta, ma i familiari delle vittime si oppongono parlando di nuovi elementi emersi dalle stesse carte dell'indagine. Il servizio è di Rita Cinardi. 45 anni dopo la strage di Ustica, la verità giudiziaria resta incompleta. Era il 27 giugno 1980 quando il DC-9 Itavia precipitò nel Tirreno con 81 persone a bordo. Ora la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta, ma i familiari delle vittime si oppongono. Secondo la Procura, dopo 18 anni di indagini non restano ulteriori accertamenti da compiere, ma per decine di familiari assistiti dall'avvocato Daniele Osnato, dalle stesse carte dell'inchiesta emergono elementi che rendono quella richiesta prematura. Abbiamo scoperto dopo 45 anni che sotto il DC-9 che è stata abbattuta a Ustica si sono insinuate 3 tracce non identificate che saranno oggetto di analisi e verifica, 3 tracce di aerei militari che si sono inserite sotto la scia del DC-9. A questo si aggiunga l'accertata presenza di una portaerei francese che è la Foch e anche l'accertata presenza di altri aerei di nazionalità inglese, un'esercitazione denominata Patricia che si realizzava proprio nel momento in cui è esploso il DC-9 dell'Italia. Noi siamo 45 anni che cerchiamo questa verità e speriamo finalmente di poter dare verità e anche pace ai parenti delle vittime della strage di Ustica. Elementi che secondo i legali dei familiari rafforzano lo scenario di una guerra aerea nei cieli del Tirreno, un'ipotesi già riconosciuta in diverse sentenze civili che hanno parlato di un DC-9 abbattuto e di successive omissioni e silenzi. Ora sarà il GIP a decidere se archiviare o disporre nuovi approfondimenti. Per i familiari delle vittime la richiesta resta la stessa da 45 anni, verità e giustizia per Ustica. Beccato al ristorante con l'amante, finisce in uno spot sui social e chiede risarcimento per i danni subiti. Ecco cosa si rischia per la violazione della privacy. Lorena Dolci. Una cena galeotta con l'amante, ma il titolare del ristorante di Catania gira un video promozionale che pubblica sui profili social del locale. Risultato, la relazione clandestina viene smascherata con il video che finisce sotto gli occhi della moglie tradita. Salta fuori così la bugia del marito sulla cena di lavoro, bufera coniugale irreversibile, il marito viene cacciato di casa, il matrimonio è al capolinea. Il filmato mostrava chiaramente il cliente seduto al tavolo con l'altra. A rendere noto il caso è il Codacons, a cui l'uomo si è rivolto appellandosi alla legge sulla privacy. La persona può essere ripresa previo consenso della stessa, normalmente firmando una liberatoria. Questo vale per tutti, a meno che non si tratti di un personaggio pubblico. L'Associazione dei consumatori sta valutando le iniziative da intraprendere. L'azienda rischia una sanzione amministrativa per violazione del codice della privacy, ma non solo. Dimostrando il danno che ha subito, potrebbe ottenere un risarcimento economico per questo. Ultima prospettiva laddove si dimostrasse la condotta delittuosa è che la violazione del codice sulla privacy prevede anche delle sanzioni penali. E allora fate attenzione, perché come nel caso della coppia beccata al concerto dei Coldplay, lo smartphone o la telecamera sono sempre dietro l'angolo.
A Catania la Polizia Municipale in azione per liberare la città dalle centinaia e centinaia di auto abbandonate o prive di revisione ed assicurazione. Tonino De Mana. Dalle carcasse di auto senza targa ai veicoli privi di revisione o di assicurazione. Scatta l'offensiva della Polizia Municipale di Catania che stringe le maglie su un fenomeno radicato in città e che ha pesanti ricadute sulla viabilità e sulle tasche degli stessi automobilisti. Da gennaio ad oggi sono oltre 2.000 i mezzi rimossi, un numero consistente, come spiega il vicecomandante della Polizia Municipale Stefano Blasco. Sono tenute lì da tantissimo tempo, alcune proprio anche in condizioni di rottame, moltissime prive di copertura assicurativa, e questo chiaramente comporta, già dalla mancata copertura assicurativa, comporta la rimozione del veicolo, il sequestro del veicolo con tutti i relativi verbali che possono arrivare da un minimo di 800 euro se pagati entro i 5 giorni e possono arrivare anche a oltre 6.000 euro se vi sono delle aggravanti particolari. A seconda delle strade interessate, soprattutto quelle secondarie che vengono un po' utilizzate come quasi deposito, vi è una densità incredibile di auto abbandonate. Possiamo dire addirittura 1 su 5 è un'auto abbandonata privata di copertura assicurativa. Carro attrezzi che fa la spola con il deposito e controlli a tappeto sul viale Mario Rapisardi, nelle vie limitrofe, nella fattispecie in via Cave di Villarà, ma anche nei quartieri periferici dove l'abbandono di auto è ancora più evidente. Troppe auto senza copertura assicurativa, ricordiamo che la copertura assicurativa è assolutamente sempre e comunque obbligatoria e prevista anche se il veicolo è in area privata. Nei prossimi giorni particolare attenzione sarà data al parcheggio selvaggio nel perimetro del Massimino in occasione delle gare interne del Catania a seguito di gravi episodi di blocco di ingressi di garage e abitazioni private. Da qui l'invito dell'amministrazione a recarsi allo stadio per tempo, sostando in maniera regolare e cercando di utilizzare il più possibile i mezzi pubblici. Adesso una breve pausa, a tra poco. Ad agire uno dei presepi viventi riconosciuto tra i più belli d'Italia per unicità e originalità. Va in scena per le strade del paese fino all'antica fortezza medievale ogni 24 dicembre. Orazio Longo. Ci sono le capanne con gli antichi mestieri, c'è il figulinaio, il pastore, la filatrice, il cestaio e il pastaio, il fabbro e la lavandaia. C'è la grotta e l'asinello, ci sono le torri del castello, la fortezza medievale. C'è tutta l'atmosfera del Natale vissuta intensamente fino in fondo nel presepe vivente che si svolge ad Agira nell'Ennese la notte del 24 dicembre nella zona alta della città. Dall'imbrunire, quando iniziano ad essere attive le capanne, alle 10 di sera quando nella chiesa del Santissimo Salvatore viene celebrata la Santa Messa, a conclusione della quale nella zona di largo raccomandata viene rappresentato il turbamento di Erode, preoccupato che un nuovo re possa prendere il suo posto dopo le profezie di Isaia. E l'annunciazione che precede l'ingresso di Maria e Giuseppe diretti al censimento indetto dall'imperatore presso la guarnigione dei soldati romani per poi raggiungere la grotta al castello dove a mezzanotte nasce Gesù, adorato dai magi. Organizzata dall'Associazione Amici del Presepe, la prima edizione della rappresentazione vivente risale al 1989 e esclusi gli anni del Covid è stata sempre realizzata, arrivando quest'anno alla 35esima. È riconosciuta per la sua unicità ed originalità come la più bella d'Italia nello stile orientale, richiamando ogni anno migliaia di turisti. Parliamo di arte a Ragusa, il progetto Pittura Fresca, 8 giovani artisti siciliani insieme con le loro tele per sfidare l'intelligenza artificiale e la produzione automatizzata di immagini e riportare al centro la manualità e la dimensione umana. Veronica Barbarino. In un'epoca segnata dalla diffusione dell'intelligenza artificiale e dalla produzione automatizzata di immagini, la pittura, il disegno e il pastello diventano una dichiarazione di presenza e libertà. Da questa scelta di rappresentazione manuale, presso lo spazio espositivo Clow a Ragusa, nasce la mostra Pittura Fresca. In esposizione gli sguardi di 8 giovani artisti siciliani. Di base è questa generazione automatica di immagine, la rappresentazione manuale. Che senso ha oggi? In realtà è proprio un mezzo attraverso cui loro indagano determinate tematiche come il femminile, come la memoria, come il paesaggio mentale. È comunque proprio uno strumento di ricerca. L'intelligenza artificiale può imitare forme, ma non può replicare l'esperienza cosciente che sta dietro a un'opera.
Ogni pennellata, ogni linea è un'affermazione di presenza. La tela richiede tempo, un corpo che traccia, tocca la superficie e i materiali, richiede sbaglio e correzione. Pittura fresca e quindi un osservatorio privilegiato su pratiche che, contro ogni previsione, si rivelano oggi più attuali che mai. La mostra sarà visitabile fino al 17 gennaio. Adesso una pausa e poi parleremo di calcio, vedremo con le partite del Catania e poi delle altre DC. A tra poco. Eccoci al calcio, Potenza Catania è finita 1-1, i gol nel giro di un minuto di Forte e Bruschi, prestazione poco convincente degli etnei che recriminano per un gol regolare annullato a Rolfini, ma sentiamo il commento post gara del tecnico del Rossazzurro Mimo Toscano. Ho l'impressione che il Catania prima in classifica dia fastidio a qualcuno, perché ogni episodio, ma anche una valutazione oggettiva viene data contro al Catania, ma anche l'ammonizione di Gennaro dopo 10 secondi del secondo tempo, che era in diffida, tante cose che poi ti fanno pensare potevamo fare meglio in superiorità numerica nella gestione degli ultimi 16 metri dove siamo arrivati diverse volte, ma sbagliato il cross, sbagliato il tiro, parata del portiere, più veemenza, più cattiveria nell'area di rigore. C'è amarezza perché oggi meritavamo di portare a casa i 3 punti, per tanti motivi non siamo riusciti a portarli. Guardiamo alla partita prossima in casa con l'Atalanta perché vogliamo chiudere in testa il campionato il giorno d'andata. Ancora 2 pareggi per Trapani e Siracusa, Granata fermati sull'1-1 dal Cosenza, identico risultato per il Siracusa a Cava. Sentiamo Sergio Colosi. Come nel turno precedente, per Trapani e Siracusa ancora un pareggio. La politica dei piccoli passi serve più agli azzurri che ai Granata. L'1-1 firmato da Parigini e Orlando consente al Siracusa di staccarsi di 2 lunghezze dal Picerno ultimo, di essere in buona compagnia nella zona play-out a poca distanza dalla salvezza diretta e di rimanere nella scia della Cavese. Partita piacevole a Lamberti, ospiti in vantaggio con il rigore trasformato da Parigini dopo la prima respinta di Boffelli e pareggio con il mancino di Orlando su calcio piazzato. Le 2 squadre provano a vincere, tra parate e imprecisione sotto porta il risultato non cambia. C'è un po' di rammarico perché comunque eravamo andati in vantaggio, nel primo tempo abbiamo spinto molto, anche nel pressing siamo andati molto bene e nel secondo tempo c'è stata quella prodezza di punizione, quindi dopo siamo andati un pochino in difficoltà, ma noi sappiamo certamente che possiamo fare molto meglio. Pareggio con gol anche in Trapani Cosenza. Al provinciale bel primo tempo in una sfida incerta, intensa e nervosa. Segna Beretta in contropiede, 1-1 con un destro vincente dell'ex Canotto. Il Trapani muove la classifica che a gennaio però potrebbe essere stravolta da altri 8 punti di penalizzazione, mentre il Cosenza ha perso il terzo posto e diventato quarto. Domenica prossima Siracusa-Trapani al De Simone chiuderà il girone d'andata. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata. Incombe la